Lungo il fiume, l'abitato etrusco del Forcello è appunto una mostra dedicata a questo importantissimo sito etrusco del Mantovano. Si può dire, forse a ragione, che sia il più importante sito archeologico del Mantovano. È una mostra realizzata da Palazzo Ducale in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi e con l'Università degli Studi di Milano sotto il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici. Lungo il fiume arriva 20 anni dopo l'ultima mostra dedicata a questo sito, che fu ospitata nella prestigiosa cornice di Villa Rivaberni a Bagnolo San Vito nel 2006. Uno dei punti di vista più interessanti, uno degli aspetti più interessanti che il visitatore può trovare in questa mostra è proprio la possibilità di vedere esposti in un unico luogo tutti quei reperti che si connettono a un luogo, a un sito archeologico, a un abitato, a una vera e propria città, quella del Forcello di Bagnolo San Vito, che ebbe una storia lunga circa 150 anni, prosperò per molti decenni e alla fine, come capita per tutte le cose, terminò anch'essa. Ma non terminò del tutto, perché i suoi abitanti si spostarono e andarono in cerca di un luogo nuovo dove fondare le proprie case, le proprie dimore e vivere la propria vita, che fu Mantova. Quindi in questo caso il visitatore può vedere l'origine prima, ciò da cui tutto ha avuto inizio, e anche in parte il motivo per cui in fondo noi tutti oggi ci troviamo qui in questo luogo. È una mostra importante perché anzitutto utilizza gli spazi del Museo Archeologico per un lavoro e un'opera di valorizzazione dei materiali che abbiamo all'interno del museo stesso, anziché ospitare, come dire, un pacchetto costruito da altri. È una mostra costruita all'interno dell'istituto e con la collaborazione di vari altri istituti, tra cui principalmente la Soprintendenza di Mantova, alla quale dobbiamo non soltanto il prestito di materiali che confluiscono all'interno di questa mostra, ma anche una collaborazione da un punto di vista proprio delle professionalità e delle competenze messe in campo. Quindi una bella occasione per lavorare insieme e fare in modo che il Museo Archeologico diventi in qualche modo anche una vetrina del lavoro che viene effettuato quotidianamente dalla Soprintendenza sul territorio. Di fatto il sito etrusco del Forcello, il nome antico non lo conosciamo, è stata una scoperta di alcuni archeologi negli anni 60-70 del Novecento. I primi scavi scientifici condotti dapprima dalla Soprintendenza e poi per 30 anni in concessione dall'Università degli Studi di Milano sono partiti nel 1981. Da lì tutta una serie di studi e di vari contributi scientifici ci consentono di capire come questo sito rappresenti davvero un punto centrale nella vita di questi territori, una civiltà nata dalla connessione con altre realtà tipo il mondo greco, il mondo dell'Adriatico e dalle popolazioni italiche, quindi una civiltà che è il confronto di tante altre civiltà. È uno scavo di ricerca iniziato dal professor Raffaele De Marinis. Sullo scavo si sono alternati generazioni di studenti che hanno contribuito a raccogliere e a studiare quello che oggi vediamo. Sono materiali che si riferiscono alle produzioni locali durante l'arco di vita dell'insediamento, tra la metà del VI secolo a.C. e gli inizi del IV secolo a.C. Sono ceramiche, oggetti di metallo, portati, indossati come fibule, come monili, tutta una gamma di produzioni sia locali sia di importazione, perché il Forcello era un emporio commerciale lungo la via d'acqua del Mincio, che all'epoca etrusca formava un lago e che rendeva questo sito particolarmente idoneo alla gestione di contatti commerciali e scambi con aree anche molto lontane, in particolare col mondo greco.